Questo lavoro lo faccio da tantissimi anni, già da ragazzino, e mi sono sempre più, come si può dire, appropriato su macchine di alto livello. Adesso è da 4-5 anni che sono con Ferrari e mi trovo molto bene. Sono venuto qui per la scuola perché in amicizia ho un professore che mi ha chiesto di venire a dare qualche consiglio a questi ragazzi giovani. Per quanto riguarda il suo lavoro, quali sono, se le possiamo chiamare così, Sì. le gioie e i dolori che la professione comporta? Allora, gioie, personalmente faccio un lavoro che mi piace, che è sempre stato il mio sogno, è la mia passione, quindi quello è un bel lavoro. Quando tu lavori su macchine a un certo livello è ancora più bello, e vinci è ancora più bello. I dolori dov'è? I dolori è la famiglia, gli amici, che quando cominci a fare gare di un certo livello come faccio io del campionato del mondo, sei via molto spesso. Qual è il campione o i campioni che ricorda con più ammirazione o che magari li associa a qualche episodio particolare che si è verificato? Personalmente posso dire Valentino Rossi, grandissimo campione, conosciuto di persona perché corre anche contro una delle mie macchine, quindi è il mio avversario, però in pista dopo ci salutiamo, fa le foto con noi, ridiamo e scherziamo senza nessun problema. Come è avvenuto il suo percorso? Come ha fatto ad approdare appunto in Ferrari? Piano piano, lavorando su macchine un po' più piccoline, mettendoci sempre passione, mettendoci sempre volontà, e alla fine ho cominciato con una prima Ferrari con un team piccolo e mano a mano sono arrivato su un team ufficiale. Qual è stato il suo percorso di formazione professionale, giusto per far capire magari anche qualche ragazzo che ci sta guardando? Io purtroppo non sono proprio l'esempio perché io ho avuto la scuola vecchia, si può dire. Io sono andato a lavorare dopo subito le scuole perché avevo tanta voglia di lavorare, tanta voglia di imparare a fare il meccanico, e facevo già il meccanico all'epoca con i motorini di passione, e la mia voglia era fare il meccanico e sono andato subito a scuola, cioè subito al lavoro, mi scusi. Per gli studenti, comunque i giovani che volessero seguire le sue orme, qual è il consiglio o i consigli che si sente di dare? Ecco, i consigli che io do ai giovani è intanto fare formazione scolastica, che è importantissimo. Importantissimo è l'inglese nel motorsport, però prima di tutto c'è passione e voglia. In qualsiasi lavoro tu fai, se hai la voglia e la passione, lo fai e non ti peserà mai. Si parla tanto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sul vostro settore avrà qualche impatto o impatterà in maniera minore rispetto ad altri ambiti? Nel lavoro nostro penso che farà fatica a arrivare perché il motorsport è fatto di persone, e il lavoro nostro proprio di meccanici, dopo dove che facciamo anche pit stop, cioè è proprio fatta di persone, potrà esserci artificiale, scusami. Per quanto riguarda le macchine elettriche, c'è qualche, non so, ipotesi di utilizzo anche nel vostro settore o lo vedete un po' difficile? Abbiamo già le due macchine sempre Ferrari Hypercar, che fanno parte del mio team, che sono ibride, si chiamano Hypercar, hanno un motore termico e hanno una parte elettrica. Se dovesse dare una definizione al futuro del settore, come lo vede? Positivo, negativo? Allora, secondo me, fino a che è ibrido, ancora va bene. Full electric per me non ci sarà futuro.